benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie: intimidazione a Ravanusa, 3 bossoli e un mazzo di fiori finti al muro dell'abitazione del sindaco Salvatore Pitrola, che reagisce: se la comunità mi appoggerà resterò al mio posto. Solidarietà dell'ANCI, l'associazione dei comuni siciliani. A Palermo il prefetto commissaria il Mondello Palace Hotel, l'albergo in ristrutturazione con i fondi del PNRR di proprietà della Italo-Belga, già sottoposta allo stesso provvedimento. Emersi indizi di rilievo per la normativa antimafia. Lo sfratto di Natale a Palermo, padre e figlio stanno per essere costretti a lasciare la casa dove vivono. Nessuna risposta alla richiesta di poter passare almeno le feste sotto il loro tetto. Ad Avola arrestato per estorsione un uomo che da mesi minacciava 2 donne spacciandosi per consulente finanziario e pretendendo 22.000 euro per saldare un debito inesistente. Catania è in corso la maxi bonifica di via Calliope, una delle strade della città trasformata in mega discarica. Rimosse decine di tonnellate di rifiuti, pneumatici, Eternit, le vie d'accesso presidiate dalla polizia municipale. Ad Agrigento la mostra fotografica che racconta Linosa, piccola isola delle Pelagie, attraverso scatti inediti ma anche con poesie e canzoni. A Natale i siciliani faranno regali per 2 miliardi, una cifra imponente, ma Confartigianato ricorda si spenderà meno della media nazionale per i prezzi alti e i redditi bassi. Calcio, il Catania ha già la testa all'Atalanta Under 23. Toscano ritrova Pieraccini e Donnarumma a tempo pieno, ma perde per squalifica Di Gennaro. Bentrovata. Grave intimidazione a Ravanusa, il sindaco Salvatore Pitrola, vittima di un pesante gesto di minaccia, e dice di essere pronto a proseguire se la sua comunità gli resterà accanto. Solidarietà dell'ANCI, l'associazione dei comuni siciliani. I particolari con Davide Sardo. 3 bossoli, una bottiglia contenente un liquido sospetto e un mazzo di fiori. È quanto il sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, ha trovato davanti all'ingresso della sua casa. Un gesto che viene interpretato come una chiara intimidazione. Il ritrovamento risale alla scorsa settimana, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto adesso. Di fronte ad atti di questo genere, solo la risposta coesa e unita della mia comunità, con tutte le forze, con le associazioni culturali, con gli enti ecclesiastici, con la società civile, solo se la mia comunità risponde positivamente a atti di questo genere potrò trovare la forza, così come ho scritto nel post per andare avanti. Se dovessi percepire che la mia comunità dovesse preferire il grigiore al cambiamento, e allora lì a quel punto non esiterei neanche un secondo a lasciare perdere, perché solo se si è uniti la nostra comunità potrà dare le risposte che questo mio paese merita. Il sindaco ha presentato denuncia e l'episodio è stato immediatamente segnalato alle forze dell'ordine. Sono in corso accertamenti per risalire agli autori del gesto e chiarirne il movente. Nelle prossime ore il primo cittadino verrà convocato in prefettura. Numerosi messaggi di solidarietà arrivati nelle ultime ore dal mondo politico e istituzionale. Palermo, cantieri a rischio mafia, scatta il commissariamento per la società che ristruttura, con i fondi del PNRR, il Mondello Palace Hotel di proprietà della Italo-Belga. Lorena Dolci. Il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, ha disposto il commissariamento della Mondello Palace Hotel Srl, la società incaricata dei lavori di ristrutturazione dell'albergo di proprietà della Italo-Belga, ritenendo sussistenti situazioni indizianti di particolare rilievo sotto il profilo della normativa antimafia, insomma cantieri a rischio mafia. Il riferimento è, come scrive Repubblica, alla presenza nel cantiere dell'albergo della GM Edile, che conta fra i suoi dipendenti il boss scarcerato
Bartolo-Genova e numerosi punti oscuri sui subappalti. Nei giorni scorsi erano già scattati l'interdittiva antimafia nei confronti della società e il commissariamento della Mondello Immobiliare italo-belga, proprietaria dell'immobile. Ora l'attenzione della prefettura si concentra direttamente sulla società edile che gestisce l'intervento, finanziato con i fondi del PNRR. Il caso Mondello diventa così un nuovo banco di prova per il sistema dei controlli sui fondi pubblici europei in Sicilia. Per un anno 2 amministratori giudiziari, Giuseppe Sanfilippo e Francesca Di Stefano, affiancheranno i vertici aziendali che dovranno comunicare loro ogni atto. E sempre a Palermo c'è clima teso all'Assemblea regionale per la discussione della manovra finanziaria. È dovuto intervenire il presidente Schifani per tessere le fila e ricucire con le opposizioni. Polemiche anche sul nuovo corso di Cateno De Luca, che ha lanciato il Governo di Liberazione. Maglio Viola. Partenza con handicap per la finanziaria regionale siciliana, l'Ars è entrata nel vivo della discussione dell'articolato della manovra e subito il governo regionale è andato sotto con un doppio voto a scrutinio segreto. Tema del primo confronto è stata la scuola, con un emendamento 5 Stelle passato a maggioranza, 33 sì, 28 no, nonostante il parere contrario del governo. Poi sono saltati i finanziamenti per la scuola dell'infanzia, voto che ha fatto saltare sulla sedia l'assessore Mimmo Turano, che dopo la votazione si diceva basito. Inevitabile lo stop alla seduta e l'intervento del presidente della regione, che vestiti i panni del mediatore riusciva a trovare un punto d'incontro con PD e 5 Stelle. Riscritto l'articolo 1, il cuore della manovra, con l'inserimento di proposte provenienti dall'opposizione, in serata passano provvedimenti che stanziano 150 milioni di euro per incentivi all'occupazione generale, giovanile, femminile e per il reimpiego degli over 50. Un risultato importante, ma oggi si ricomincia con altri 130 articoli da discutere, una ventina dei quali cari al governo. Il clima resta complesso. In una situazione del genere si inserisce anche il ritorno di Cateno De Luca all'opposizione dura. Il sindaco di Taormina ieri ha lanciato il suo governo di liberazione, che nascerà il 18 di gennaio, e la nuova formula di Ti amo Sicilia. Chiede l'azzeramento della giunta di governo proprio a gennaio per dar vita a un esecutivo senza tecnici e senza ipocrisie, recuperando anche gli assessori DC, dice, che non hanno carichi pendenti contrariamente ad altri. Ma dalla maggioranza c'è chi sottolinea che il tentativo di De Luca è solo quello di far sponda alla DC e trovare così spazio anche per uno dei suoi in giunta di fine mandato, una ipotesi che lui respinge, così come Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord, attacca chi sostiene che il partito all'Ars sia finito, fagocitato dalla nuova iniziativa di De Luca. Ma prima di pensare a tutto questo c'è ancora una finanziaria da approvare e il percorso non sembra semplice e nulla può essere lasciato al caso. Siamo al no al punte della Corte dei Conti, pubblicate le motivazioni della bocciatura da parte dei magistrati, è cambiata la natura del contratto tra il Ministero dei Trasporti e la Stretta di Messina, hanno scritto i giudici. Il fronte degli oppositori, soprattutto a Messina, a questo punto si scatena. Il PD chiede che i fondi restino in Sicilia e in Calabria. Francesco Triolo. Il decreto del Ministero dei Trasporti relativo al terzo atto aggiuntivo della convenzione con la società Stretto di Messina per la costruzione del ponte risulta incompatibile con le regole europee sulla modifica dei contratti in corso di validità. È quanto si legge nelle motivazioni della Corte dei Conti nella sentenza del 17 ottobre scorso, quando la sezione centrale di controllo e legittimità ha bocciato il decreto ministeriale. Altro aspetto è la natura del contratto, che è cambiata. Prima era previsto un contributo dei privati al 60%, adesso il finanziamento tutto da fondi pubblici. E ricordano i giudici che tra i motivi che giustificarono nel 2012 l'interruzione della realizzazione dell'opera con le inevitabili conseguenze sui rapporti contrattuali vi era anche la difficoltà di reperire idonei capitali sul mercato. Il fronte del no a Messina parla di un segnale politico sempre più chiaro contro un'opera ritenuta inutile e dannosa. Per l'ex sindaco ambientalista Renata Accorinti non bisogna abbassare la guardia perché la lotta è ancora lunga. Secondo Accorinti il governo non ha mai sostenuto davvero il progetto del ponte. Sarò contento, ha detto Accorinti, solo quando chiuderà la società Stretto di Messina. Un rubinetto sempre aperto, e quando non si parlerà più di ponte. L'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci invece ha ribadito l'impegno per la realizzazione del ponte. Il provvedimento del governo, ha detto, conferma gli stanziamenti per l'opera, lasciando inalterato il valore complessivo delle somme autorizzate, pari a 13 miliardi e mezzo di euro. Per Anthony Barbagallo, capogruppo PD in Commissione Trasporti della Camera e segretario regionale del PD Sicilia, si tratta di un doppio fallimento da parte del governo, la conferma di una strategia confusa,
Oggi, ha detto, emerge che non esiste un progetto credibile e che i fondi del ponte vengono utilizzati come un bancomat per coprire altri errori. Il PD chiede ora che i fondi tolti al ponte siano riassegnati alle infrastrutture e allo sviluppo di Sicilia e Calabria. Emergenza abitativa a Palermo. Massimo e Mattia, padre e figlio, saranno sfrattati nelle prossime ore. Chiedono di poter restare almeno per le feste, ma l'allontanamento è ormai imminente. Finora non ci sono alternative. Marco Gullà. Signori miei, siamo a Natale, ma è normale buttare per strada un padre di famiglia o un figlio? Massimo ha 66 anni, un figlio a carico e vive a Palermo. Da quando ha perso il lavoro non è più riuscito a pagare l'affitto e ora è destinatario di un provvedimento di sfratto. Ha perso la moglie un anno fa e tutto per lui è crollato. Non riesce a pagare l'affitto né si può permettere un'altra casa perché nessuno vuole affittargliela perché non può dare garanzie. Percepisce un sussidio di 490 euro. Già in questo momento siamo senza soldi, mia moglie non c'è. È morto un anno fa e da quel momento le cose sono andate sempre a peggiorare. Il proprietario ieri è stato chiamato da me e mi ha detto tassativamente, ha detto guardi mi dia 10 giorni di tempo. Assoluto, se ne deve andare, non mi interessa. Io sono in torto, vecchio, lo capisco, ma di solito si sente sempre dire a Natale, ci sono i miracoli, qualcuno arriva, no? Ti aiuto io, ma qua, ma l'aiuto dov'è? Ma chi è che ci sta aiutando? Cioè chi è che ci sta aiutando? Siamo soli, io qua non ho parenti che mi possono aiutare. Da 20 anni che Massimo e suo figlio vivono in questa casa, adesso chiedono solamente di trascorrere le feste e poi andare via. L'alternativa è andare in un dormitorio. Vedo siamo a Natale, cioè essere buttati per strada a Natale. L'altro giorno Benigni in televisione parlava di bontà, ma la bontà, non ce la faccio a parlare. C'è la bontà di cosa? La bontà di cosa a 66 anni? Di solito sotto questo periodo tutti sono buoni, è il periodo più buono dell'anno, è giusto, vediamo quello che si può fare, non si può fare. Qua non si sta facendo niente, non si sta facendo niente. Speriamo che ci siano dei gesti concreti di solidarietà invece. Andiamo a Palagonia. La banda del bancomat in azione la notte scorsa nel comune del Catanese dove utilizzando esplosivo è riuscita a portare via la cassaforte esterna della filiale di Unicredit. Pare che ad agire siano stati almeno in 3. Da mesi un uomo minacciava 2 donne ad Avola estorcendo loro denaro per un prestito e relativi interessi usurai che in realtà non era mai stato erogato. Desiree Ferlito. Minacciate per mesi da un uomo di 52 anni che estorceva loro denaro per un prestito con relativi interessi usurai che in realtà non era mai stato erogato. È stato l'incubo vissuto da 2 donne ad Avola che in preda alla paura e alle continue minacce dell'uomo avrebbero continuato a pagare una rata di 3.000 euro mensili. 22.000 euro la somma pretesa dall'uomo che per ragganciare le vittime si era spacciato per un consulente finanziario. A fronte dei ritardi nei pagamenti l'uomo aveva assunto atteggiamenti minacciosi, paventando la possibilità di presentarsi armato o in compagnia di altre persone e minacciando di appropriarsi delle auto delle 2 donne. La polizia è intervenuta dopo che le 2 vittime avevano consegnato all'estorsore che le aspettava in auto una busta contenente 1.000 euro. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati all'indagato una pistola d'aria compressa priva di tappo rosso e altri contanti. Il 52enne è stato arrestato per estorsione aggravata e usura. Per la Open Arms Salvini va assolto. Il procuratore generale della Cassazione ha chiesto di respingere il ricorso dei pubblici ministeri di Palermo e di confermare quindi l'assoluzione del ministro dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, perché il fatto non sussiste. La vicenda risale all'agosto del 2019, quando Salvini era al Viminale. La sentenza è attesa nel pomeriggio. Catania, in corso la maxi bonifica di via Calliope, una delle strade trasformate in mega discariche. Sono state rimosse decine di tonnellate di rifiuti, pneumatici, Eternit e le vie d'accesso sono presidiate dalla Polizia Municipale. Tonino De Mana.
L'ultimo servizio denuncia lo avevamo fatto a novembre con le auto che avevano difficoltà persino a transitare. Era questo lo stato, anzi lo scempio, di via Calliope, una delle strade catanesi ridotte in discarica. Oggi è un via vai di mezzi, grandi e piccoli, che lavorano ad una maxi operazione di bonifica resa possibile grazie agli extragettiti e quindi a carico della regione. Subito alcuni numeri per rendere l'idea della portata dell'intervento. Raccolti oltre 74 tonnellate di rifiuti indifferenziati, 10 tonnellate di inerti, 2 tonnellate di pneumatici ed 1,5 tonnellate di Eternit. Sì, Eternit, con le sue cancerogene fibre d'amianto. Gema all'opera in via Calliope, dove raccogliamo anche l'appello di questo dipendente. Spero che tutti voi capite che questa è una strada che prendiamo un po' tutti, è una strada per poter andare, che ne so, al lavoro, le vostre mogli, accompagnare i vostri figli a scuola. Cerchiamo di mantenerla pulita, è la nostra città alla fine. Gli fa eco questa residente che da tempo sollecitava interventi. Io non la riconosco più questa strada perché era strapiena, stracolma di spazzatura. Adesso è diventata una strada pulita e luminosa. Io veramente vi ringrazio di vero cuore, Antenna Sicilia, Massimo Pesce, il sindaco Trentino, vi ringrazio tantissimo perché adesso si respira un pochino in questa strada. Nelle prossime ore scatterà anche la bonifica di Fondo Romeo, la cui competenza per il servizio di raccolta è invece di Ecocar. Nel frattempo, in attesa di potenziare il servizio di videosorveglianza, gli accessi sono presidiati giorno e notte dalla polizia locale. Torna l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania, Trentino, in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14.30. Per le vostre domande, segnalazioni, lamentele, scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 o inviate una mail a Sicilia24Focus @telecolor.it. Vi aspettiamo sulla rete Telecolor alle 14.30. Si svolgerà a Catania la marcia nazionale della pace di fine d'anno, promossa dalla Commissione Episcopale Italiana, in cammino per le vie della città per il dialogo e la giustizia fra i popoli. Giusy Lazzara. In cammino per le vie di Catania il 31 dicembre con la Marcia della Pace Nazionale voluta dalla Commissione Episcopale Italiana. Un appuntamento che si rinnova da 58 anni, dice padre Carbonaro nella puntata di oggi a Buongiorno Sicilia. Quest'anno qui avrà un itinerario particolare. Inizierà il giorno 30 con un convegno di preparazione nel pomeriggio e il 31 mattina presso il Museo Diocesano, dove verranno toccati alcuni temi, a partire dalla nota pastorale Educare a una pace disarmata e disarmante, che è stata approvata dalla Conferenza Episcopale Italiana proprio nell'ultima sessione. Uniti nel segno del dialogo e della giustizia fra i popoli, le associazioni cattoliche e laiche, tra queste Libera e Pax Christi. Nelle 5 tappe lungo il percorso daranno voce ai testimoni di pace. E questo percorso viene fatto in un clima di connessione insieme al dialogo ecumenico, quindi alle altre confessioni religiose sempre cristiane e anche quelle interreligioso. Avremo anche la presenza, una tappa in un quartiere che sta rinascendo, che è il quartiere di San Berillo. Avremo una tappa dove c'è a Piazza Cutelli, dove c'è la Moschea della Misericordia, e avremo un dialogo, una testimonianza da parte dell'imam. La partenza della marcia da Piazza Stesicolo alle 15.30 il 31 dicembre per concludersi alle 21 nella chiesa di San Benedetto. Continua il viaggio della fiamma olimpica. Domani farà tappa a Catania. Tra i tedofori Tania Di Mario, campionessa olimpica di pallanuoto, e il capitano della nazionale di futsal della Meta Catania, Carmelo Musumeci. Il corteo attraverserà un percorso di 10 km con partenza da via Acquicella Porto per arrivare in Piazza Duomo. A partire dalle 16.30 di domani, per agevolare il passaggio della torcia olimpica, saranno chiuse al traffico alcune vie del centro storico che naturalmente vi segnaleremo. Volti, memorie e identità di un'isola che resiste al tempo. Ad Agrigento arriva Insule Aqua, la mostra fotografica che racconta Linosa attraverso gli scatti inediti di Gianni Berengo Gardin e lo sguardo contemporaneo di Filippo Romano. Servizio di Davide Sardo.
Linosa, un'isola piccola, remota, ma con storie grandi quanto il Mediterraneo. Da Gianni Berengo Gardin a Filippo Romano, 70 opere fotografiche raccontano volti e resilienza e vita quotidiana di questa comunità unica. L'isola, l'isolamento e l'isolitudine. E l'isolitudine è proprio la caratteristica invece che identifica le comunità isolane, e Linosa in particolare è una comunità particolarmente autentica perché ha un isolamento abbastanza forte e quindi viene preservata anche questa sua autenticità. La mostra Insule Acqua, aperta alle fabbriche Chiaramontana e Agrigento, celebra il rapporto tra uomo, paesaggio e identità e rende omaggio al grande maestro della fotografia internazionale. Quello che troviamo molto interessante nella Linosa di Berengo Gardin è che è una Linosa dove ci sono molti bambini, è un'altra Linosa, siamo negli anni 90 e adesso purtroppo Linosa, come molti territori italiani, ha subito una forma di spopolamento per cui c'è molta meno infanzia. Oltre alle foto, una project room racconta l'anima dell'isola, pietre, poesie, canzoni e regali del mare che custodiscono le radici e la cultura profonda della comunità linosana. Natale è partita la corsa ai regali, secondo Confesercenti Ipsos quasi 20 milioni di italiani sono a caccia di doni. Tornano centrali i negozi, ma Confartigianato ricorda, si spenderà in Sicilia meno della media nazionale per i prezzi alti e i redditi bassi. Vediamo che aria tira a Catania con Eva Spampinato. Un cadeau, un regalino, sì, per mia sorella. Stiamo cercando qualche regalo per la famiglia, fidanzato, amici. Il Natale entra nel vivo e la corsa ai regali accende città e vetrine. Tra oggi e la vigilia saranno circa 20 milioni gli italiani in cerca degli ultimi doni da mettere sotto l'albero per un giro d'affari complessivo di quasi 10 miliardi di euro. Secondo il sondaggio Confesercenti Ipsos, la spesa media è di 250 euro a persona. Quanti regali e quanto budget? Una ventina, budget non lo sto tenendo a mente. In media si faranno 8 regali a testa, soprattutto abbigliamento, profumi e giocattoli. Negozi anche di, come dire, benessere, trucco, cosmetica. Ho già finito, principalmente pigiami e articoli per la casa. Io mi indirizzo per lo più verso la musica per i miei amici o parenti. E c'è una certezza, il negozio di quartiere torna protagonista. Il 62% dei consumatori sceglierà infatti i punti vendita fisici davanti a supermercati e mercatini di Natale. Siamo qua in questo momento appunto per comprare i regali, quindi negozi del centro almeno per noi. Stiamo facendo il Babbo Natale segreto. In cosa consiste? Estraiamo dei nomi senza dire all'altra chi è capitato, facciamo il regalo a sorpresa. Tra i classici del Natale non possono mancare i gioielli. Il 25% degli italiani ne metterà uno sotto l'albero, anche se l'oro diventa sempre più un bene di lusso. Si tende a spendere sempre di meno sul bijou, mentre sulla gioielleria invece ormai la fascia c'è sempre più richiesta di prodotto di gioielleria. Tra luci, pacchetti e sorrisi il Natale torna a scaldare i consumi. Budget a parte, l'importante è mettere sempre un po' d'amore. Giusto. Breve pausa, tra poco per il calcio, l'attesa in casa dell'ultima gara del girone di andata al Massimino. Domenica in tribuna anche il presidente Pelligra. Rimanete lì, arriviamo subito. Pieraccini e Donnarumma dal primo minuto domenica prossima contro l'Atalanta Under 23 e questo è l'obiettivo del Catania. Toscano infatti deve fare i conti con la squalifica di Di Gennaro. Francesco Triolo. La testa è già all'Atalanta. Da oggi il Catania cerca di togliersi alla mente il finale della partita con il Potenza pensando all'impegno di domenica prossima al Massimino. L'obiettivo è quello di dare un'accelerata proprio a ridosso delle festività natalizie, cercando di sfruttare anche l'impegno non certo facile del Benevento a Cerignola per girare da solo in testa alla classifica alla fine del girone d'andata. Toscano sa già che non potrà contare sul centrale di difesa di Gennaro, squalificato per un turno dopo l'ammonizione di Potenza. L'obiettivo è quello di recuperare pienamente dal primo minuto Donnarumma e Pieraccini, schierati già domenica scorsa ma in piena emergenza. Pieraccini potrebbe sostituire proprio Di Gennaro in un ruolo che ha già coperto e nel quale ha provato per tutta la durata del ritiro
sostenuto a no ce n'è stata. Donnarumma invece potrebbe tornare sulla fascia sinistra, permettendo a Lunetta di riprendersi il ruolo di trequartista accanto dietro la punta forte. Intanto prosegue il tour di Ross Pelligra in città per incontrare istituzioni e squadra, ma sullo sfondo c'è anche il calciomercato pronto a decollare. In entrata la dirigenza rossazzurra tiene nel mirino il 25enne del Pineto Giovanni Bruzzaniti, individuato come sostituto dell'infortunato Cicerelli, mentre per la difesa, dove Martic è in uscita, l'obiettivo è Mirko Miceli del Monopoli, 34 anni, elemento esperto con circa 300 presenze in Serie C. Siamo in conclusione, vi ricordo su Telecolor, dopo il TG delle 14, alle 14.30, l'appuntamento con il sindaco di Catania a Trentino. Grazie e buon pomeriggio.